Il futuro di Porto Marghera e la sua transizione ecologica anche alla luce della decisione di Eni di chiudere il cracking, una decisione che sta facendo discutere, ma lo scontro non è di natura ideologica, ha chiarito Gianpietro Gregnanin, segretario generale Wiltec Veneto, perché Wiltec, come Eni, ritiene che il futuro sia della sostenibilità ambientale. Però c'è un problema di merito. Chiediamo ad Eni di abbandonare la politica dei due tempi. Eni ci ha detto che prima chiude il cracking, poi fa investimenti sulla sostenibilità ambientale. Le due cose devono camminare assieme e devono trovare sintesi in un protocollo d'intesa al Ministero, tra il Ministero della Transizione Ecologica, il Mise e appunto l'Eni e la Regione e il Comune di Venezia assieme al sindacato. La tavola rotonda online organizzata da Wiltec è stato il primo confronto pubblico dopo l'annuncio di Eni di chiudere il cracking. Eni risponde con un'importante strategia di transizione energetica di lungo termine che ha come obiettivo abbattere a zero le emissioni connesse ai propri prodotti e ai propri processi attraverso un processo di trasformazione dei propri business tradizionali con tecnologie innovative, con produzioni bio. Porto Marghera, a proposito di Nostra Vision, è il laboratorio di tutte queste iniziative. Tra il 2001 e il 2015 gli addetti nelle imprese manufatturiere del Comune di Venezia si è dimezzato da oltre 20.000 a circa 10.000. Una tendenza determinata dal crollo degli addetti del comparto della chimica, plastica e gomme, del vetro e della meccanica. A partire dal 2015 si è assistito ad una ripresa occupazionale legata anche al settore manufatturiero, in particolare dell'industria meccanica. Il futuro è cercare di convincere la politica nazionale che questa è un'area su cui vale la pena investire e uscire dalla burocrazia, perché è un modo per superare anche la crisi. Io credo che oggi, a partire dal comune, a fianco alla regione, il mondo del lavoro, gli investitori, la parte industriale, devono avere una visione d'insieme.